Benvenuti su Basilico Channel. Oggi andiamo a realizzare la ricetta squisita e semplice, un po' segreta e non molto svelata, della modica siciliana. Andiamo a vedere come realizzarla. Ottima per fare le sarde alla beccafico, ad esempio, per fare lo sfincione, oppure per fare la pasta con le sarde o la pasta con i broccoli e modica. Insomma, divertitevi, vi do la ricetta veloce e semplice come realizzarla con il segreto che rende questa mollica da qualcosa di davvero unico. Buona visione! È il momento di fare la mollica, una padella calda. Ecco, andiamo a fare così a fuoco. Una volta tostata andiamo ad aggiungere del prezzemolo basilico tagliato finemente, mettiamo un po' di peperoncino e mettiamo anche un pizzico di zucchero. Quando è calda mescoliamo bene. Per chi ama mangiare il formaggio, anche in questo caso, quando un po' raffredda si può aggiungere anche un po' di pecorino, ottimo anche.